Quella cuciniamo insieme ad Andrea, polpette di carne al sugo. Curiosi? E allora, a un inno in cucina. E rieccoci ad un nuovo appuntamento con un classico della cucina italiana. Appunto le polpette al sugo, che potrebbe essere considerato banale, ma che banale non è, perché come quasi tutti i piatti, nella sua semplicità bisogna essere molto ma molto attenti, altrimenti si rischia di rovinare un piatto che apparentemente, soltanto apparentemente, è un semplice esecuzione. Allora, ci occorrono ovviamente della carne trita. Io per esempio prediligo mettere un misto 50% carne di manzo, 50% carne di maiale, perché mi conferisce quel sapore in più, specialmente quando poi la vado a cuocere e ad immergere nella salsa al pomodoro. Mollica di pane fresco, un po' di latte, insomma adesso man mano che cominciamo a fare tutte le varie fasi della lavorazione andiamo a scoprire gli ingredienti. Non vi preoccupate se vi sfugge qualcosa, seguite attentamente tutte le varie procedure, poi nella descrizione di questo video troverete tutti quanti gli ingredienti scritti con dosaggi e grammature, quindi state sereni, seguitevi e godetevi questa video ricetta di un classico della cucina italiana che ci ha veramente fatto conoscere in tutto il mondo e niente, venite con me e divertiamoci insieme. In una bowl mettiamo mollica di pane fresco e ammorbidiamola con un goccio di latte. Facciamo assorbire bene bene il latte tutta quanta la mollica e la teniamo da parte per qualche minuto. In un'altra bowl inseriamo la carne macinata mista, poi parmigiano o grana padano grattugiato, foglioline di menta sbriciolate così grossolanamente tra le mani, dopo averle lavate, mi raccomando. Anche se sono un po' umide non vi preoccupate, perché tanto poi tutta l'unità verrà assorbita. Poi andiamo a mettere dentro un uovo intero e un po' di pan grattato. Strizziamo bene bene la mollica del pane fresco e cominciamo ad impastare. Impastiamo per bene e facciamo amalgamare bene bene tutti quanti gli ingredienti. Allora, l'impasto è pronto, come fare a capire se la consistenza è quella giusta, la consistenza è corretta, perché moltissimi mi hanno scritto dicendo chef io le faccio, sono bellissime, sono favolose, poi le metto in frittura o dentro la salsa di pomodoro e si sfaldano, perché non so capire quando la consistenza è quella corretta, perché ovviamente io giù vi scriverò gli ingredienti il più preciso possibile, ma per esempio ci sono delle varianti, può essere che la carne sia un po' più grassa, che rilascia qualche liquido in più, non avete ben strizzato per esempio la mollica del pane e quindi l'impasto alla fine può risultare eccessivamente morbido, con conseguenze quelle che vi ho elencato poc'anzi. Non c'è problema, se mai si dovesse verificare, datevi aiuto aggiungendo pian pianino, quindi a mettere ci siamo a lavare un problema, il pan grattato, fino a quando adesso vi faccio vedere come poter capire che la consistenza sia quella corretta. Quindi girate da questa parte e ve lo faccio vedere. Ok, perfetto, ecco qua. Adesso ne stacchiamo un pezzettino e andiamo a verificare la consistenza. Quindi simuliamo una pallina, una polpettina, e la consistenza, come vedete, è turgida ma non troppo, quindi terrebbe tranquillamente la cottura e poi al palato risulterebbe morbida e succosa. Fatto questo test, dobbiamo appunto eseguire varie polpette. Cipolla, facciamo rosolare per bene, poi aggiungiamo il basilico. Quando cominciate a sentire il profumo del basilico, andate giù di passata di pomodoro. Passate il fuoco e fate cuocere. Passiamo adesso alla frittura.
Olio ben caldo e immergiamo le polpette, mi raccomando poco alla volta. Facciamoli friggere per non più di un paio di minuti, giusto che riusciamo a sigillare tutta la parte esterna. Una volta che le polpette si sono ben sigillate, le scoliamo leggermente, come state vedendo in video, e le finiamo di cuocere nella salsa di pomodoro. Un'oretta e mezza la salsa è pronta. Adesso vi dovrò svelare il mio piccolo peccatuccio. Io solitamente queste polpette al sugo le vado a mangiare con un bello piatto di spaghetti. Ebbene sì, in molti storceranno il naso, ma è un mio vecchio ricordo di infanzia e non intendo in alcun modo rinnegarlo. Anzi, mi andava proprio di condividerlo con tutti voi. Praticamente la ricetta è terminata, non devo fare altro. Adesso ho appena messo su una pentola d'acqua, mettere giù gli spaghetti, ovviamente uno spaghetto quadrato di qualità, e vado un po' a rievocare un vecchio ricordo di classici pranzi della domenica. E in questo ricordo magari, anzi sicuramente commetterò un errore dal punto di vista tecnico, io la pasta non la vado a saltare per nessun motivo, in nessuna padella, in nessun tegame. E vi spiego il perché anticamente non c'era questa conoscenza del saltare e mantecare la pasta in padella con l'intingolo, col sugo, con la salsa, quello che era. Ma non si faceva altro che incuppularla in un piatto e poi sopra con il mestolo ci andava a versare, in questo caso, la salsa di pomodoro con le polpette che andavano cadendo su questa pasta incuppolata al nuovo piatto. Per cui, siccome è un mio vecchio ricordo d'infanzia, io non farò altro che riproporlo esattamente per com'è nella mia memoria. Quindi mi andava di condividere con tutti quanti voi questo mio, un po' di brividini, ricordo dei pranzi della domenica di casa mia di quando ero bimbo. Adesso, vai a chi la chiude, metto giù la pasta e poi andrete a vedere come la andrò a servire. Mettiamo giù la pasta, abbondante acqua salata e portiamola a cottura. Allora, adesso un piccolo trucchetto, una stupidaggine, per evitare che la pasta, come si suol dire in gergo, s'ammataffa, quindi diventi una colla, perché la dobbiamo andare a incuppolare nel piatto come si faceva nelle case intorno agli anni 70, nocciolina di burro, un goccio di acqua di cottura. Diamo quel pochino di grasso che fa sì che lo spaghetto non si attacchi con lo spaghetto vicino. Bella